Sono oltre 26.000 le aziende che in Veneto si occupano di uva e che negli ultimi anni hanno dovuto fare i conti con siccità, bombe d'acqua e problematiche sanitarie, insomma, con il cambiamento climatico. Una situazione delicata, soprattutto con le province di Treviso e Padova, che comprende anche i Colli Euganei, ma anche quella di Verona, che devono trovare soluzioni sostenibili ai cambiamenti in atto. Ecco allora gli stati generali dell'uva in Veneto, con esperti politici e agronomi a confronto. Gestire correttamente il vigneto infatti permette di mantenere in salute l'uva. È necessario avere agronomi preparati per trasmettere le informazioni giuste agli agricoltori, con un'attenzione particolare alla sostenibilità. In Veneto la viticoltura non è solo traino economico, ma ha valore in termini di cultura, storia e identità. Quindi è importante anche lavorare sul riconoscimento e sulla valorizzazione di quelli che sono anche i vitigni autoctoni del territorio, al di là di quelli che oggi hanno, diciamo, una maggior presa a livello internazionale, e quindi per noi è fondamentale continuare a lavorare soprattutto col tema della ricerca e dell'innovazione. Dai dati di Veneto Agricoltura sono 103.000 gli ettari di superficie vitata in Veneto, 75% bianco, 25% rosso. Dall'ultima vendemmia la regione si conferma il traino del Made in Italy del settore, con il 37% sul totale dell'export. Il 68% dell'uva appartiene a vigneti DOC, sono soltanto 4.000 quelli biologici, una certificazione che si fa fatica a mantenere a causa degli eventi climatici. Nella provincia di Padova sono 8.500 gli ettari, di cui 24% rossi, 76% bianchi. Il problema maggiore qui è quello della siccità, specie per i vigneti biologici. I coniugani, la produttività, le rese, insomma, sono state in leggero calo, la qualità è buona come diciamo, le ultime annate. 42.000 gli ettari della superficie per la provincia di Treviso, con il 40% di uva del Prosecco. Secondo le stime sono stati prodotti circa 5 milioni di ettolitri di vino. Nella Marca il problema maggiore sono alcune malattie. Lo stato dei vigneti nella provincia di Treviso, ma un po' anche di tutto il Veneto, riguarda soprattutto la flavescenza dorata, che è una malattia che negli ultimi anni ha colpito molti vitigni. E infatti la ricerca dei portainesti, della resistenza, deve andare verso questa direzione per far sì che si possano avere dei vitigni resistenti che richiedano meno interventi.